Buongiorno a tutti ragazzi, stavolta un fenomeno piuttosto bizzarro. In effetti, come ben sappiamo tutti quanti ragazzi, il buco nero inghiotte sempre dentro di sé qualche cosa, quindi qualunque cosa passi vicino a un buco nero, lui la inghiotte, quindi può essere anche la luce, lui la prende. Nulla riesce a sfuggire a questa grande, diciamo, anomalia, diciamo, dello spazio, diciamo, questa singolarità, diciamo. Quindi si è scoperto che questo buco nero stavolta invece ha cacciato qualcosa fuori, quindi una cosa che non è normale secondo gli standard del buco nero. In effetti il buco nero inghiotte, non espelle, quindi c'è stata una fuoriuscita di qualche cosa. La NASA l'ha sorpreso, diciamo, nelle sue, diciamo, registrazioni con un telescopio, diciamo, il Nuclear Spectroscopic Telescopic Array, il NUSTAR, il sigla è, e ha appena osservato qualcosa che si apre da un buco nero, quindi che è stato espulso. Quindi è stata espulsa una grande energia a raggi X. Quindi non si sa esattamente cosa è successo, quindi stanno cercando di capire che cos'è che ha espulso, a parte che sono tanti raggi X che ha mandato fuori, diciamo, dove si trova. Fortunatamente sta molto lontano e non siamo soggetti a questo impulso magnetico che ha lanciato. In effetti è come tipo una tempesta magnetica solare, tipico del Sole, che investe la Terra. Stavolta però l'ha fatto il buco nero, quindi fortunatamente sta molto lontano, quindi diciamo che è una energia misteriosa. E diciamo, se stava molto più vicino, i ragazzi erano diciamo problemi. Dista fortunatamente 324 milioni di anni. Quindi dicono non importa che cosa succede lì, nessun effetto dovrebbe avere nel nostro universo. Quindi stanno studiando questa luce, diciamo, che è stata espulsa, quindi questa forza nuova che è stata registrata appunto dal telescopio. Quindi questo è un buco nero supermassiccio e ha lanciato qualche cosa, tipo come vedete in questa foto, solo che in questa foto, no foto, in questa foto sta inghiottendo, come vedete, la luce. Nella verità, in effetti, ha espulso una grande quantità di energia nell'universo. Quindi, fortunatamente siamo lontani e non arriverà nessuna cosa, diciamo, qua da noi. Anche perché essere investiti da una forza così potente del buco nero che è stata registrata, calcolate che sta a 324 milioni di anni da noi. Il telescopio l'ha registrato perché riesce a vedere molto in fondo, però calcolate che l'ha visto un telescopio che sta qui, questa potenza disumana, quindi immaginate se stava vicino, che cosa poteva succedere. Ci polverizzava direttamente, non è che come la tempesta magnetica solare, che a volte noi diciamo il super flare, può incendiare la Terra, può causare un incendio sulla Terra, può rompere l'atmosfera. Diciamo che se ci colpisse una cosa che è stata esposta da questo buco nero, ci polverizzerebbe all'istante, quindi una energia molto molto potente, molto più di una tempesta solare molto molto potente. Quindi non ha nulla a che fare, solo per fare capire più o meno che quella è una tempesta magnetica solare, questa invece è di un buco nero. Vi auguro buona giornata e ci sentiamo, ciao a tutti.